giornata dell'Adunata Nazionale degli Alpini, aspettando la sfilata di domani e la presenza del capo dello Stato Mattarella. Ci sarà anche il governatore Zaia che oggi saluta le penne nere. Siete i nostri leoni. Antenna 3 TV con gli alpini, stasera alle 21:15 il ring targato penne nere con ospite e collegamenti da Trento, e domani alle 8:45 la diretta della sfilata. Elezioni amministrative alle 12, scaduto il termine ultimo per presentare le liste, inizia il rush finale verso il 10 giugno, 46 comuni alle urne in Veneto, più di mezzo milione di elettori coinvolti. E due casi del Movimento 5 Stelle scuotono il voto in Veneto. A Vicenza fuori dai giochi Di Bartolo congelato dai vertici, a Martellago il candidato si ritira per i dissidi interni alla lista, forse l'effetto del patto di non belligeranza per l'accordo di governo. 3 coltellamenti all'Alba in pieno centro a Mestre, forse gli episodi di sangue collegati fra loro, indaga la polizia. Scoppia la polemica per la presenza sulla televisione pubblica come conduttore dello scrittore padovano Massimo Carlotto, condannato per omicidio e poi riabilitato dal tribunale. Il presidente del Consiglio regionale: scelta sbagliata, serve chiarezza. Futuro del Vicenza Calcio, scende in campo Mister Diesel, Renzo Rosso pronto a rilevare i biancorossi attraverso una fusione con il Bassano. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli: adunata numero 91, la pacifica invasione degli alpini su 30, 50.000 le penne nere venete alla volta della città. Questa sera la grande festa tra le piazze, preludio dello sfilamento di domani. L'onda lunga sta scorrendo ormai per le strade e le vie di Trento. Il grande flusso è più che cominciato. Penne nere, tricolori e camicie a quadretti che si preparano allo sfilamento e alla grande festa dell'adunata numero 91. Nella mattinata si stima siano arrivate 250.000 persone, 250 i pullman contati fino ad oggi. E nonostante i disagi di ieri, presi d'assalto anche i treni. Via via si arriverà, si stima, a quota 600.000 persone, per l'oramai più classica e pacifica delle invasioni. 100.000 gli alpini veneti in trasferta, per nulla intimoriti da sabotaggi e occupazioni. È un saluto agli amici alpini e, come dico io, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. La mia totale solidarietà e sempre avanti, guardare avanti. Come diciamo noi, il leone non si preoccupa mai delle pecore, per cui i nostri leoni sono gli alpini. È una città in festa, Trento. Qualche goccia di pioggia caduta nel primo pomeriggio non ha certo rovinato l'atmosfera. Dopo l'alzabandiera in Piazza Duomo, quella di oggi è stata la giornata delle delegazioni estere e militari stranieri. La giornata sempre attesa in particolar modo dai più piccoli della cittadella allestita dai militari. Nel pomeriggio la sfilata con l'Abaro e quelle 216 medaglie appuntate assieme al vessillo di Trento, da Piazza Duomo fin dentro al Teatro Sociale. Il saluto del sindaco e poi via per la grande serata di festa tra concerti di cori alpini e fanfare, brindisi tra le piazze, banco di prova di convivenza pacifica. Insomma, continua la festa delle penne nere a Trento, vediamo. Veneti a Trento, l'invasione pacifica delle penne nere in una adunata che punta alle 600.000 presenze. Tra gli accampamenti è un brulicare di voci, cori e profumi, costicine e salsicce, il buon vino, la gioia di stare assieme da tutta Italia. È la festa e la fratellanza di un corpo unico e impossibile da confondere, tra veci e boccia, tra chi gli alpini li porta nel cuore per i racconti di papà e nonni e chi il cappello l'ha portato durante la naia. Lo rifarei ancora. Lo rifarei tanto per imparare a essere fuori dalla mamma, saperci condurre se stessi. Come i muli. Come i muli proprio, sì. Giovane dal Cadore, perché venire qui? Perché è un motivo per tutti i giovani, perché bisogna credere nella patria, in quello che sono gli alpini, nella cosa fanno gli alpini con la protezione civile e quant'altro. Sabotaggio e intimidazioni non spaventano gli alpini che vivono oggi la seconda giornata della 91esima adunata nazionale. Veneti all'appello. Vicenza. No, Alta Valle del Chiampo. Alta Valle, che non scherziamo. Cosa vuol dire per lei essere alpino? Beh, insomma, anche un onore da quei tempi che passa già 47 anni che ho finito. E i bocce di adesso? È poco, cioè, oramai quello che è, ma comunque
vedo che c'è qualcosa, è abbastanza, dai. La festa continua in attesa del clou di domani. Con lo sfilamento delle penne nere si punta alla cifra di 100.000 per invadere le strade della città. Intanto c'è chi si è premunito a dovere per non avere mai la gola secca, strumenti quasi da fantascienza per gli alpini 2.0 e poco importa se il beveraggio non è proprio quello classico. Allora, per spillare la birra, devi pompare qua e poi esce da qua. Ma la birra, gli alpini bevono vino? Quello che c'era, non è che si può pretendere troppo. Ed intanto sui sabotaggi alle centraline ferroviarie che hanno creato disagi agli alpini è stata aperta un'inchiesta e il deputato di Forza Italia Dario Bond ha presentato un'interrogazione parlamentare, l'ho annunciato questa mattina alla Voce del Mattino, sentiamo. Fa parte anche un po' di quella tolleranza che c'è sempre in quella provincia dove tutto è possibile fare senza nessun problema, le porte aperte sono per tutti, ma questa tolleranza a un certo punto arriva a uno sfogo talmente forte che sociologia viene occupata, che ci sono delle scritte su per i muri che sono neanche da ripetere, solo da condannare, e io proprio per questo ho presentato un'interrogazione parlamentare dove moltissimi onorevoli di anche sponde diverse l'hanno sottoscritta. Ed è difficile trovare casi di questo genere nelle ultime 20 adunate alpine, anzi probabilmente è proprio il caso emblematico di Trento, perché da quello che mi ricordo mai è stato fatto, mai sono stati fatti atti di questo genere qui. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alle penne nere, andiamo avanti con le elezioni amministrative, alle 12 scaduto il termine ultimo per presentare le liste, inizia quindi il rush finale verso il 10 giugno, 46 comuni alle urne in Veneto, sentiamo. L'ora X è scattata alle 12, ultimo termine per presentare le liste, dando il via ufficiale al rush finale verso le urne del 10 giugno. 46 comuni, 526.000 elettori e 613 seggi elettorali in Veneto, con 10 amministrazioni sopra i 15.000 abitanti, e dove è quindi possibile il ballottaggio. Il maggior numero di sfide a Padova e Vicenza con 10, segue la Marca Trevigiana 9, Verona con 6, Belluno con 4 e Rovigo con 3. Inevitabile che gli occhi siano puntati soprattutto sui due capoluoghi alle urne con situazioni parallele. A Treviso il centrosinistra di Giovanni Manildo cerca la riconferma con 5 liste, mentre il centrodestra di Mario Conte vuole riconquistare il suo feudo leghista più appetito. 4 altri avversari cercheranno di spezzare il duopolio, da Domenico Lo Sappio, Movimento 5 Stelle, a Said Caibi, Coalizione Civica, da Maristella Caldato, Treviso Unica Tu, a Carla Condurso, Popolo della Famiglia. Anche a Vicenza il centro-sinistra chiederà la conferma, pur se con un nome diverso, da Achille Variati a Otello Dalla Rosa. Il centrodestra, ritornato compatto dopo i contrasti interni, si affida a Francesco Rucco per conquistare Palazzo Trissino. Dovrà guardarsi anche da 5 altri avversari: Andrea Amoroso, Siamo Veneto Vicenza, Leonardo Bano, No privilegi politici, Filippo Albertin, Potere al Popolo, e Franca Equizzi, Grande Nord. E il Movimento 5 Stelle? Il giallo del congelamento del simbolo per Francesco Di Bartolo verrà risolto forse entro lunedì. Intanto il rush finale è iniziato, poi il 10 giugno, come sempre, toccherà a loro. E continuiamo a parlare delle amministrative, come avete sentito anche dal servizio, 2 casi nel Movimento 5 Stelle scuotono il voto nel Veneto, sia a Vicenza che a Martellago. Ed iniziamo proprio da Vicenza, sentiamo cosa è successo. C'era una volta la corsa alla poltrona di sindaco di Vicenza. Per il Movimento 5 Stelle doveva essere un'avventura e invece sta diventando un dramma. Lo staff nazionale del partito non ha concesso la certificazione per l'uso del simbolo. Un colpo che ha affondato l'ammiraglio Francesco Di Bartolo prima ancora di salpare. In queste condizioni deve rinunciare. Oggi a mezzogiorno è suonato il gong. Rien ne va plus, i giochi sono fatti, sono scaduti i termini per la presentazione ufficiale delle liste. Chi c'è, chi non c'è resta fuori. Si è consumato così uno psicodramma politico a 5 Stelle. Fino all'ultimo gli attivisti vicentini hanno sperato di arrivare in tempo, hanno creduto in un provvidenziale via libera dall'alto che sciogliesse tutti i nodi. Si sono presentati in comune davanti alla segreteria generale, pronti a scattare per depositare lista e
relative 350 firme a supporto in caso di un miracolo in extremis, ma niente, l'unico urlo è stato quello del silenzio. Alla fine la documentazione è stata ugualmente depositata in un estremo disperato tentativo di non restare esclusi almeno fino a lunedì a mezzogiorno, termine ultimo concesso per presentare il simbolo. Senza saranno fuori, con andranno avanti nella cavalcata delle amministrative. Certo, resta da dare una risposta a un punto interrogativo grande come l'Italia. Sì, perché quello che si sta consumando in queste ore è un caso nazionale, mai prima di oggi era capitata una cosa del genere in una città capoluogo. Cosa è successo e per quale motivo? Forse i leader nazionali sono stati distratti dalle questioni romane? Tante domande ancora senza risposta. Il movimento oggi probabilmente sta cambiando pelle. Il caso di Vicenza è la spia di un partito che dà la sensazione di essere più verticistico che mai e meno social democratico di sempre, dove social è il web. Ora bisogna aspettare lunedì, una manciata di ore. A mezzogiorno, sui cieli delle amministrative, fate attenzione, potrebbero esserci 5 stelle cadenti. Insomma, delusione ed amarezza nelle parole del candidato del Movimento 5 Stelle, Francesco Di Bartolo, che parla di tradimento. Sentiamolo al nostro microfono. Fino a questa mattina non abbiamo mai ottenuto una risposta. Abbiamo attivato canali non soltanto via rete, ma anche telefonici, silenzio tombale. E ciò è grave per 2 ragioni. Uno, perché appunto costituisce una mancanza di rispetto verso quelle migliaia e migliaia di elettori che il 4 marzo hanno votato e sostenuto il Movimento 5 Stelle. Costituisce una mancanza di rispetto verso tutte le persone che hanno firmato per il deposito della nostra lista e costituisce anche un tradimento agli stessi principi del Movimento, perché vedete, sulla pagina di Rousseau dedicata alle liste civiche sta espressamente scritto che il Movimento vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori dei legami associativi e partitici. E poi, attenzione, e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi. Se questo sta scritto sulla pagina Rousseau del Movimento 5 Stelle, perché non è stato realizzato? Io chiedo solamente questo: perché non è stata data attuazione a questo principio che campeggia sulla piattaforma Rousseau dedicata alle liste civiche? E colpo di scena anche a Martellago, dove i dissidi interni hanno portato al ritiro del candidato sindaco a 5 Stelle della sua lista, ma molti storici militanti della prima ora correranno comunque con una civica a sostegno dell'ex consigliere grillino Andrea Marchiori. Gli annunci dei giorni scorsi, spazzati via dal terremoto dell'ultimo minuto. Il giorno della scadenza della presentazione delle liste, 6 nomi su 15 hanno deciso di ritirare la propria candidatura dalle file dei 5 Stelle, rendendo nulla la raccolta firme a sostegno di quello che fino a ieri era il candidato sindaco del movimento a Martellago, Davide Daronche. Laconico il commento del diretto interessato, che imputa l'accaduto a divergenze su come gestire la campagna elettorale nel comune. Ma il sospetto è che le ultime scelte del partito a livello nazionale abbiano avuto il loro peso, contribuendo a esacerbare gli animi. Quello di Daronca era un nome imposto dall'alto, al di fuori di un processo di democrazia partecipata, sostiene Andrea Marchiori, consigliere comunale uscente a 5 Stelle e ora candidato sindaco con una sua lista civica, anche se formalmente ancora iscritto al movimento. Nel movimento negli ultimi tempi sicuramente sono emerse 2 correnti. E la discriminante secondo me è semplicemente sta in una frase: il fine giustifica i mezzi, e bisogna capire fino a che punto il fine giustifica i mezzi. Una volta che ci si mette d'accordo su questo, automaticamente si è scelto anche da che parte stare, in quale movimento stare e come condurre le proprie battaglie. Oltre ai 2 consiglieri pentastellati uscenti, della civica di Marchiori fanno parte alcuni storici militanti grillini della prima ora.
Avevamo anche scritto a Beppe Grillo per chiedergli di poter utilizzare il vecchio simbolo, racconta con una punta di provocazione, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. La nostra lista si chiama Movimento Civico e già il nome pensiamo che dia dei segnali chiari su quelle che sono le nostre intenzioni. Cioè, noi siamo ex consiglieri del Movimento 5 Stelle, pensiamo di portare avanti ancora i valori del primo movimento, però questo lo vogliamo trasferire su base civica, quindi con un'attenzione particolare al nostro territorio, ed è per questo per esempio che nel nostro simbolo ci sono 3 stelle, non più 5, una per ogni paese, proprio a indicare che la nostra attenzione principale sarà alla nostra terra. Siamo alla cronaca, 3 persone sono rimaste ferite questa mattina in seguito ad una violenta rissa scoppiata in via Pepe a Mestre nelle vicinanze della sala bingo. 2 di queste sono in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Gli investigatori della polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Il bilancio è fortunatamente meno tragico di quanto le prime sommarie notizie della mattinata hanno lasciato intendere, ma i contorni della violenta rissa scoppiata nell'immediata vicinanza della sala bingo Venezia in via Pepe a Mestre restano tuttora sconosciuti e inquietanti. 3 le persone ferite, 2 di queste si trovano ricoverate all'ospedale dell'Angelo nel reparto di chirurgia toracica. Entrambi coetanei, poco più che 20enni, di nazionalità albanese, hanno denunciato di essere stati aggrediti da un uomo di colore che li ha feriti con un coltello alla schiena e al torace. I medici si sono riservati la prognosi, ma fortunatamente i 2 giovani non sarebbero in pericolo di vita. Il terzo ferito è un buttafuori della sala bingo che è intervenuto per sedare la lite e che nella colluttazione è stato raggiunto al braccio da un fendente che gli ha provocato una lieve lacerazione al braccio. L'episodio è accaduto attorno alle 6 di questa mattina e ha fatto convergere in zona le pattuglie della Volante. Dapprima è stato soccorso il buttafuori, successivamente al 113 è arrivata la richiesta d'aiuto dei 2 giovani albanesi che avevano trovato riparo al parco di via Mestriner. Lì 2 ragazzi sono stati raggiunti dalle ambulanze del 118 che li hanno caricati e trasportati d'urgenza al pronto soccorso. Per tutta la mattinata la polizia con i suoi reparti specializzati ha raccolto elementi utili alle indagini. Fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza della sala bingo che i responsabili hanno immediatamente messo a disposizione degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica dei fatti e l'accertamento delle responsabilità. L'area verde di via Mestriner, dove sono stati ritrovati sanguinanti 2 dei 3 protagonisti della rissa al bingo di via Pepe, è da tempo oggetto delle proteste dei residenti che oggi intimano all'amministrazione comunale di intervenire con rigore. Qui vengono, si ubriacano, molti vengono mezzi drogati, poi vanno a nascondersi o a dormire dietro lì, avete visto che ci sono tutti quei cespugli, ecco, quello è la loro camera da letto, il loro gabinetto e tutto. Il parchetto di via Mestriner è un'area che potrebbe avere il suo fascino e la sua importanza per la sua posizione logistica, invece questo piccolo polmone verde tra gli altri palazzoni che si affacciano su Corso del Popolo è totalmente abbandonato a se stesso. A conferma che la teoria dei vetri rotti non è campata per aria, anche qui il degrado chiama altro degrado e i residenti sono arrivati al culmine dell'esasperazione. Questo è quello che abbiamo a Mestre, ma cosa voglio? Che facciamo la rivoluzione? Faremo anche la rivoluzione, ma veramente la facciamo. Andiamo a farla come si devono fare, come la gente di una volta ci aveva insegnato a fare le vere rivoluzioni, perché fin tanto che non metti su quadro i loro uffici, ecco, e non gli scaraventi fuori le cose, devono avere paura della cittadinanza. Inutile dire che la protesta dei residenti nei condomini di via Mestriner è nota agli uffici dell'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, racconta questo residente, che per evitare ritorsioni ci ha chiesto di non essere ripreso in volto, durante il servizio di raccolta dei rifiuti non sono mancate le sorprese. L'altro giorno hanno tirato su 22 siringhe con cui si è iniettati, lì è l'ira di Dio. L'accesso all'area sarebbe limitato nelle ore notturne da questo cancello facile da scavalcare, esattamente come quello che conduce all'area di sosta condominiale dei palazzi di Corso del Popolo. Tutto inutile perché la situazione è davvero fuori controllo. Questa mattina, mentre eravamo impegnati a realizzare questo servizio dai cespugli del parco eletti a giaciglio di fortuna, è sbucato un individuo che si è avvicinato con intento poco amichevole al nostro cameraman. L'uomo ha intimato al collega di consegnargli la telecamera e, vista la mala parata, abbiamo chiesto l'intervento della polizia. Fortunatamente la situazione è rientrata nel perimetro di civiltà grazie agli agenti che hanno redarguito il personaggio già noto alle forze dell'ordine. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. Scoppia la polemica per la presenza sulla televisione pubblica del padovano Massimo Carlotto, condannato e poi graziato per omicidio. Signori, c'è una famiglia che ha perso una ragazza che non c'è più, è morta, l'hanno uccisa. E ci mancherebbe, Carlotto è stato riabilitato, fa la sua attività di scrittore e se uno vuole comprarsi il libro se lo compra, ci mancherebbe, nessun tipo di problema, ma che il servizio pubblico dia spazio, dia vetrina, dia appunto comunque opportunità a chi ha queste ombre nel passato, a me fa venire molti ma molti dubbi. E polemica sul ruolo di conduttore affidato dalla televisione di Stato al padovano Massimo Carlotto, condannato a 18 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia per l'omicidio di Margherita Magello, la 24enne uccisa a coltellate nel gennaio del 1976. Carlotto fu poi graziato nel 1993 dal presidente Scalfaro al termine di una vicenda travagliata. Capiremo e vedremo se basta magari una mia lettera o indirizzata a CDA della RAI o a chi appunto è responsabile della rete dove verrà trasmessa questa diciamo così serie di puntate, perché ripeto, secondo me la cosa non è opportuna, specialmente nei confronti di una famiglia che ha perso la propria figlia e che penso non abbia dimenticato quello che è avvenuto. Nel 2004 il Tribunale di Cagliari ha sancito con sentenza la riabilitazione di Massimo Carlotto, che all'epoca dei fatti era militante di lotta continua, ma per Ciambetti c'è una questione di sensibilità. Assolutamente scarsa sensibilità e magari anche qualche vecchio amico che negli anni è rimasto amico nonostante appunto vicissitudini non sempre, ripeto, eleganti per una vita di una persona. Ed ora parliamo invece del futuro del Vicenza Calcio. Scende in campo mister Deezer, Renzo Rosso pronto a rilevare i biancorossi attraverso una fusione con il Bassano. Testa coda per il calcio bassanese vicentino. Mister Jeans annuncia di essere pronto a comprare i biancorossi dell'Ane, un'iniziativa che potrebbe stravolgere il mondo del calcio giallo-rosso e bianco-rosso. E per fare questa operazione non poteva che esserci uno che di cognome fa Rosso, Renzo Rosso. L'imprenditore ha dichiarato di aver presentato al tribunale un'offerta a nome OTB, la società a capo del gruppo Diesel. In allegato un assegno circolare, il piano per rilevare la squadra anche se questa dovesse retrocedere. Una proposta che non può entrare nella prossima asta perché il regolamento impedisce che il proprietario di un club, in questo caso il Bassano, dello stesso campionato partecipi a una gara. Insomma, il sogno nella tasca del re dei jeans è quello di creare un'unica società che con il titolo sportivo del Bassano giocherà le partite casalinghe al Menti. Uno strappo con la tifoseria bassanese certificato anche da una foto pubblicata su un social da Rosso che ha corredato da un Forza Vicenza parole scolpite sul muro virtuale. Secondo quello che si è capito, la casacca rimarrà biancorossa con una variazione studiata dagli stilisti di Casa Rosso per far risaltare il carattere giallo-rosso accanto ai colori del Vicenza. Una cosa mi corre l'obbligo di dire è che per il progetto di riqualificazione dello stadio Mercante da parte nostra non soltanto c'è sempre stato il dialogo e c'è tuttora, ma c'è stato fin da subito grande interesse, tra l'altro suscitando non poche polemiche perché quella riqualificazione, come tutti sanno, prevede anche l'abbattimento del velodromo. Insomma, a Bassano la decisione del patron dei local di comprare i rivali in un campionato pur con una gloriosa storia e un passato che si lega al nome di Baggio lascia più di qualche perplessità. Siamo arrivati quasi al termine, vi ricordo questa sera Ring Tutti Alpini, una puntata speciale dedicata alla Adunata Nazionale a partire dalle 21:15, collegamenti in diretta con Trento e ospiti come Giancarlo Gentilini e Maurizio Paniz, Tony Zanatta del gruppo Alpini Treviso Salsa Reginato, Maurizio Venturin, presidente nazionale Alpini Paracadutisti, Venturino Cagnato sempre del gruppo Alpini di Treviso. Vi ricordo anche che domani alle 9 ci sarà la diretta sugli alpini, sulla sfilata degli alpini a Trento a partire dalle 9 sulla nostra emittente. Questa era l'ultima notizia, vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo. Grazie veramente per averci seguito e buona serata.
Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto precipitazioni temporalesche sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche di moderata intensità, specie sui settori alpini e prealpini. Qualche spazio soleggiato in più sulle aree costiere. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 25 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti sarà molto instabile con rovesci e temporali diffusi un po' ovunque sulla nostra regione, ma alternati comunque a qualche pausa più asciutta e soleggiata. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, valori massimi piuttosto gradevoli tra 23 e 26 gradi circa. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di maltempo diffuso con piogge e fenomeni temporaleschi un po' ovunque sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Concludiamo infine con le temperature. Le minime si attesteranno intorno ai 13 gradi. I valori massimi saranno invece compresi tra 21 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.